Mi ricordo che mio padre, quando ero piccolino, 12-13 anni, mi diceva: vuoi provare un'aranciata amara? L'aranciata amara principalmente era la Fanta, sporcata con un po' di vino rosso, diventava un po' più amara, però era l'aranciata amara, no? E quindi ti vieni indottizzato a quello che è il mondo del vino. Sempre in onda, il tuo video podcast disponibile in audio e video ovunque ascolti i tuoi podcast. Iscriviti al canale e rimani aggiornato sulle prossime uscite. E ci siamo, sempre in onda con un altro grandissimo personaggio, nato a Udine il 26 aprile del 1989, segno zodiacale Toro, Alessandro Cossa! Ciao a tutti e benvenuti. Che presentazione, Madonna. Io sono emozionato di averti qua. Ah, madonna, scorso anche ci conosciamo noi, 10 anni. Saranno circa 10 anni, sì, dai, sì, come sì. stai intanto? Sto molto bene, un po' stanchino ma molto bene. Dai, sono felice. Intanto siamo qua per raccontarti un pochettino, perché io ti conosco, ultimamente stai facendo delle cose strepitose, però loro che ci stanno guardando, grazie a Sempre in Onda, che poi va seguita Sempre in Onda. Bisogna, assolutamente. Mi raccomando, dillo a loro. Follow. Seguiteci su tutti i canali, mi raccomando, perché oggi questo signore qua ci racconterà tante belle cose, soprattutto sul vino. Vabbè, bisogna. Perché il vino è vita. No, il vino è il DNA del Friuli. Cioè... Ah, che bello. Allora, partiamo proprio dal Friuli. Udinese doc, tu ti definisci un udinese doc perché lo sei, però con un cuore un po' zingaro, perché? Perché un cuore un po' zingaro? Perché quando ero, non ti dico piccolino, ma ero post diciottenne, ho avuto la fortuna di lavorare per quasi 11 anni per un'azienda della grande distribuzione, che mi ha dato l'opportunità di viaggiare, ma non tanto, tantissimo. Io dico sempre che ho lavorato in tutti i continenti tranne che nell'Australia. Cioè, hai girato il mondo? Ho girato il mondo e l'ho fatto sia col lavoro, l'ho fatto un po' anche col ballo, perché alcuni lo sanno, tu lo sapevi, te lo ricordavi. Beh, questo qua è un ex ballerino di breakdance, vuoi farci qualche mossetta? No, credo che ormai l'età avanza, la schiena anche, gli acciacchi pure. No, perché Romano, il nostro regista, è attratto dai ballerini, molto attratto. E quindi no, ho avuto l'opportunità di girare tanto, cosa che mi rimprovera attualmente mia moglie, che mi dice 6 anni che stiamo assieme, 6 mesi che siamo sposati, il massimo che hai portato è stata Sappada forse, però no, sì, ho girato tantissimo e ho avuto la fortuna di fare un master MBA in Francia, a Lille, quindi je parle français, parlo un po' di lingua, ho studiato l'arabo, l'inglese, se mi ricordo le superiori erano mazzate con phrasal verbs, grammatica, 2, 3, insomma l'inglese oggi lo parlo molto bene. Meglio il francese o meglio l'inglese? Meglio il francese. Ma ti piace come lingua? Sì, buono, è bello il francese, insomma è simpatico. Poi Francia uguale a vino anche, Poi no, il francese e poi il friulano, quando non sai una cosa butti dentro una parola friulana, più o meno è simile, no? Insomma, lingue neolatine. Senti, qual è che ti appassioni al mondo del vino? Quando mi appassiona al mondo del vino, io lo dico sempre in maniera molto venale, che il vino purtroppo va di pari passo col portafoglio. Che cosa vuol dire? L'ho detto prima, il vino fa parte del DNA dei friulani, è vero. Se tu ci pensi la mattina, ne discutevamo prima, cosa bevi? Bevi il caffè, ma se sono le 10 bevi uno spritz bianco, se sono le 11 beviamo una ribollina, se sono mezzogiorno si beve già un rosso, no? Cioè, avete capito? Quindi... C'è già fatto la carta dei vini in base all'orario, E quindi fa parte della nostra cultura, del nostro quotidiano. Quindi ti appassioni sempre al vino. Mi ricordo che mio padre, quando ero piccolino, 12-13 anni, mi diceva: vuoi provare un'aranciata amara? L'aranciata amara principalmente era la Fanta, sporcata con un po' di vino rosso, diventava un po' più amara, però era l'aranciata amara, no? E quindi ti vieni indottizzato a quello che è il mondo del vino. Mi ci appassiono quando pian piano il mio portafoglio personale cresce, quindi riesci a spendere un po' di più, riesci a capire che dietro un vino ci sono storie, emozioni, c'è cultura, c'è tecnica. E quindi man mano, sai, passare da bere il taglietto da 1,50 euro a 3 euro, a 5, a 7, a 9, scappi dal Friuli e ti studi l'Italia, scappi dall'Italia e vai dai nostri cugini puzzoni che però non gli si può dire niente. Non gli si può dire niente, anche a loro, No. Anche se noi stiamo arrivando, anzi siamo già arrivati, Ci arriviamo, ci stiamo arrivando. La Francia comunque sul mondo del vino fa cultura, fa storia, hanno fatto cose che noi siamo in ritardo di 150-200 anni, non si scappa. Insomma, pensa che Napoleone ha fatto le zonazioni, ha detto che in quel piccolo paese, in quel piccolo village, il vino viene più buono che in quell'altro. Noi ad oggi le DOC sono degli anni 60. A proposito di Napoleone, ha lasciato il segno in zona Villa Vicentina, se non erro, Sì, insomma. E pensa che comunque, se parliamo del mondo del vino, Aquileia durante l'impero romano era proprio il crocevia di tutti i vini, cioè da Aquileia partivano i vini che andavano in Francia, che andavano in Germania, che andavano in Macedonia, quindi partiva tutto da Aquileia, no? Quindi il vino in Friuli, anche con Roma, comunque prende un ruolo molto importante.
E quindi da lì ai 20-22 anni inizio ad appassionarmi, prima ero un grande birrofilo, bevevo birra come se non ci fossero domani, non che oggi non lo faccio più. Anche lì c'è un mondo, Bellissimo, anche quello lì è un mondo da studiare. E quindi appassionato pian piano, ho fatto i corsi da sommelier, mi sono un po' appassionato al mondo del vino e nel 2018 lascio questa azienda di cui ero follemente innamorato nel mondo della GDO. In quel tempo lavoravo in Egitto, ero al Cairo. Addirittura. Mi ricordo che ho un battibecco con il mio CEO e quindi io la prendo sempre di petto, sulle cose sono sempre stato abbastanza bianco-nero e quindi in tutti i sensi. E Beh, quindi... tu poi sei un toro, sei un toro, E quindi mi ricordo che una notte ero a casa lì in Egitto, a Maadi, che è questo quartiere per gli expat europei, e mando le dimissioni e dico basta, prendo le corna del toro e torno in Italia e apro un'enoteca. Quella è stata l'idea. E lì in via Manini è partita la tua storia con il Pignolo. Con il Pignolo, che era un locale 100% friulano, che faceva 100% vini friulani, 100% cibo friulano. Polpette pazzesche, parola del Poma. E lì per 2 anni ci siamo divertiti, poi ci sono stati i classici battibecchi e malumori udinesi con vicinati e cose, ma abbiamo chiuso quel capitolo. E se ne è aperto uno nuovo, e ne abbiamo bello. aperto un altro molto simpatico, questo qua, che richiama un po' il Friuli. Raps. Ricordiamo cosa significa Raps. Il Raps in pratica è imbastardire il rap di uve, quindi il raspo dell'uva in friulano, e metterci l'S finale inglese per renderlo un pochino più international, ok? Perché il Raps nasce quasi 4 anni fa come un sito online. Il nostro motto era vini estremi per un estremo bisogno di vino. Okay? Che bello! Quindi, vini estremi per un bisogno estremo di vino. Sì, quindi la volontà era quella di cercare vini di nicchia, molto ricercati, che non facessero, non vado nei tecnicismi, perché già il lessico del mondo del vino oggi è molto classista, è difficile, i giovani non li stiamo prendendo, però che avessero meno manipolazione in cantina, quindi che ci fosse una grandissima qualità in vigna e man mano l'uomo togliesse solo pochissimi step fino ad arrivare al prodotto finale. E quindi quello che potremmo definire oggi vini senza solfiti, vini naturali, vini abbastanza estremi, quindi insomma. È possibile fare i vini naturali? Allora, sul tema naturale è difficile, oggi è molto discordante la cosa, c'è chi ti dice i vini naturali non esistono perché in natura non esiste il vino, eccetera. Dal mio punto di vista, se posso usare un francesismo, ti dico cagate, nel senso che sì, il vino naturale esiste. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo deve riuscire in qualche modo a fare un grandissimo prodotto in vigna in tutti gli step che sono la potatura, che sono la vendemmia, che andare in cantina, che pressare, che usare vari contenitori di botti, e quindi cemento, conoscere il territorio, conoscere la natura, conoscere tutto. È quello, e soprattutto essere proprio a stretto contatto con quello che i francesi chiamano che è il terroir, che è la cosa più bella, perché il terroir non è solo il terreno. Lo ripeti davanti il terroir. Poi questa R, l'ho presa da mia nonna Nives, che è la mamma di mia mamma, che aveva sempre avuto questa R, e penso che quando lavoravo in questa azienda della GDO mi facevano fare corsi di public speaking, perché parlavo di fronte a pubblici abbastanza grandi, e mi facevano lavorare sulla R, no? E quindi io la R riesco a grattarla. Quindi 33 trentini entrarono a Trento, tutti 33 trotterellando. Rosperrana. Che spettacolo. Però l'ho sempre dovuta perché mi affascinava questa cosa di mia nonna. E quindi il terroir non è solo il terreno, ma è tutto. È il sudore del vignaiolo, è che cosa ci butti dentro, è se ci vai col trattore, ci vai col buo, col cavallo e l'arato a mano, cioè è quello, no? Che bello, che bello. Quindi era nato così Raps Wine. Da lì in poi si avvicinano a me questi 3 grandi amici. Chi sono? Chi sono? Poi da 4 moschettieri siamo rimasti 2 per scelte di vita differenti, però erano chi? Uno non si può fare il nome perché è quello antipatico, sai? Quello antipatico non facciamo il nome, quello antipatico non facciamo il nome. È quello antipatico, un po' burbero, però che è il mio socio attuale, insomma, che facciamo solo, diciamo solo le iniziali. Salutiamo. D.M e basta. D.M. Poi l'altro invece era Federico dell'Antica Maddalena. E salutiamo tantissimo. Che è uno dei miei più cari amici, nonché il mio testimone di nozze, e l'altro era Andrea, che faceva il commerciale nel mondo del vino, poi ha deciso di prendere strade differenti. Fede si è dovuto concentrare totalmente sulla Maddalena, insomma, certo, ristorante di bellissima punta oggi che c'è a Udine, quindi doveva mettere le sue energie lì, quindi siamo rimasti io e D.M, che abbiamo aperto Raps Udine a settembre 2023. In un 448, perché come tutte le cose noi partiamo, mi ricordo che ci hanno dato le chiavi tipo a giugno e abbiamo detto apriamo il 1 settembre, la gente ci diceva ma siete matti, facciamo impossibile. L'emozione di aprire un locale poi è buono e bello, nel senso che sono parte di te, è vero, ci metti dentro tantissime ore. Io dico sempre che fare l'host è uno stile di vita,
come dico sempre, mi definisco un papa oste, perché quindi come fai a dividerti un pochettino Beh, tra il locale e la famiglia? Beh, ho una santa, che è mia moglie Elena, che è veramente... Che saluto tantissimo, Elena è bravissimo. Poi l'hai messo anche a dieta, lo vedo, che mi supporta e mi sopporta da quasi ormai 6 anni, e con la quale ho 2 splendidi diavoletti angioletti che sono Tommaso e Leonardo. Leonardo fa 3 giorni, fa 2 mesi. Che spettacolo. Quindi com'è difficilissimo, perché comunque il lavoro dell'oste non finisce mai, dico io, parte la mattina presto, noi come sai da un 7-8 mesi facciamo anche cucina, quindi siamo specializzati su primi principalmente, quindi vai lì, fai i sughi, fai le basi, fai le polpette. Anche perché è importante, insomma, abbinare il giusto cibo al giusto vino, come è importante abbinare il giusto vino al giusto cibo. Devono fare sempre l'amore insieme. Devono fare l'amore assieme, nel senso che può succedere a volte che sbagliamo a fargli fare l'amore e quindi cozzano, e quindi magari un grandissimo cibo viene svilito da un piccolo vino, o un grandissimo vino magari sfilisce un piccolo cibo, no? Quindi bisogna essere bravi, secondo me, a mettere assieme le 2 cose, e quando si crea quella poesia proprio vedi l'emozione che è sul viso delle persone quando mettono il primo boccone e introducono quella bevanda bella, insomma. Ma anche qui c'è un rito, cioè per abbinare bene. C'è una spiegazione da fare? Sì, ci sono delle spiegazioni, diciamo che la sommellerie su questo ha studiato tanto, sono partiti i francesi a raccontare questa cosa, in Italia l'ha fatto Luigi Veronelli, che è stato un grande anarchico ma un grandissimo esperto di vino, ad oggi però, come dicevo, secondo il mio punto di vista, soggettivo e che può essere sicuramente non preso in considerazione, ma io dico che bisogna un pochino scappare da queste cose, perché oggi la sommellerie, quello che può essere il mondo ISO, Honor, FISA, di tutte le delegazioni che esistono, è diventato un po' troppo classista, è diventato troppo tecnico per dei giovani. Oggi leggevo su Instagram, credo che abbiamo visto tutti, no? Viene fuori la generazione Z ha fatto perdere 4 miliardi di fatturato negli anni al sistema alcol. Beviamo di più noi? Può essere, ma oggi anche perché tocca sempre bere in maniera consapevole, ricordiamocelo. Io credo invece che non è che bevano di meno, credo che è stato un errore nostro generazionale non passare il giusto testimone a queste generazioni che oggi magari non si affascinano al mondo del vino, non si appassionano, perché il vino è diventato costoso, sicuramente, non caro, costoso, che secondo me è una cosa differente. È diventato difficile da spiegare, non vogliono più barzellette, non vogliono più fantasie, non vogliono più cavolate che gli raccontiamo. Una volta io faccio sempre questo esempio, no? Quando andavi a scuola il tuo professore ti diceva in quest'anno è successo questo, basta. Ci credevi, cioè il tuo professore era a leggere, te lo dicevano i tuoi genitori, uguale. Oggi con quello che è oggi la ricerca dell'informazione, o vai su Google, una volta bisogna andare in libreria. Certo. Capisci? Oggi vai su Google, mettono tutto in discussione, se tu gli dici che questo vino ha 13 gradi ed è fatto in acciaio, questi vanno sull'internet, fanno una scheda, alzano la mano e ti dicono ma scusa, mi metto acciaio. Tutti sapienti dopo sono. Bravissimo, sono tutti sapienti, tutti sanno tutto. E quindi non vogliono queste foto, non vogliono queste cavolate, vogliono più emozione, vogliono più verità, vogliono storie, secondo me, e questo dobbiamo fare. Però io ti racconto una storia. La mia nonna, la buonanima di mia nonna, che io saluto sempre tantissimo, beveva tavernello. Io da bambino la vedevo che sfumava le carni col tavernello, ogni tanto se lo schioppettava, no? E poi, non ubriacone, diceva no! A sta cheat, ci diceva. Mi serve per assaggiarlo, è sempre buono questo vino qua. C'è il tavernello. Alla fine aveva ragione lei, però. Beh, guarda che il tavernello alla cieca, proprio detto così, quando si fanno i blind tasting e viene messo una bottiglia per gioco in mezzo magari a dei mostri sacri, su quello che è la scheda di valutazione AIS, che è l'Associazione Italiana Sommelier, prende sempre fra i 60 e i 65 centesimi, che quindi te lo traduco in questo modo, in questo parallelismo. È come ma se tu a scuola avessi sempre preso 6 o 6,5 e su certe materie avresti detto... Mi dice sempre, la porta sempre fuori. La porta sempre fuori. Senti, torniamo un po' al nostro territorio, il Friuli Venezia Giulia. Sì. Una regione meravigliosa, abbiamo 20 regioni meravigliose in Italia, però insomma è una regione che quando si parla di vino tutti si mettono sugli attenti. Ah beh sì, diciamo che il Friuli Venezia Giulia ha sempre fatto storia nel mondo del vino, ne abbiamo parlato prima con Roma, da lì in poi è sempre stato un'escalation. Noi abbiamo avuto un grandissimo, secondo me, appeal nel momento in cui, grazie a sé, essere diventati regione a statuto speciale, i nostri mezzadi, quella volta hanno mezzadi, quindi coltivavano la terra per terzi, sono diventati dei vignaioli, perché bisogna fare questa differenza in Friuli, no? Una volta in Friulano si diceva a chi faceva vino, task, tu sei un contadino. Adesso tu ci lavori con alcuni di loro, alcuni sono anche nostri cari amici. Che salutiamo tantissimo. Li diresti con quell'appellativo quasi dispregiativo, tu sei un contadino. No, io gli dico, siete dei grandi ambasciatori, bravi e continuate così. È quello, quindi oggi il mondo vino ha subito
un'impennata mai vista, in Friuli soprattutto. Negli anni 80 il Friuli era la terza regione vitivinicola italiana per importanza. Senti, ma l'importanza era per i bianchi una volta, ma anche sui rossi adesso non si scherza, L'hai citato prima, insomma, io ho dedicato un locale a un vitigno nostro autoctono che è il Pignolo. Il tuo vino preferito in assoluto? Il mio vino preferito in assoluto. Come mai? Ma perché in realtà è un vitigno molto austero, molto difficile, sia da coltivare che poi da portare in bottiglia. Non si faceva tanto. Quello che era sotto la Vazzeria Rosazzi è stato riscoperto nel 1978 dal buon Walter Filipputti. È stato un vitigno di nicchia, no? Oggi i produttori di Pignolo sono più di 60. È stato fatto quasi un finto nuovo disciplinare che si chiamano Pignoli Rari, che è stato portato avanti da Ben Little, questo irlandese che addirittura ha scritto un libro sul pignolo, che vuol dire che sono dei pignoli che affinano minimo 10 anni o in bottiglia o in botte, eccetera. C'è un grandissimo produttore che è Fulvio Bressan, che esce fuori col Nereo, che è dedicato a suo papà, che è del 1997, Magnum, quindi fai 97, cavolo, sono quasi 30 anni oggi compie questo. Senti, ma è vero che nei Magnum il vino, insomma, respira di più e se la gioca di più ed è sempre più buono rispetto alla bottiglietta un po' più piccola? Allora, ti dico due cose sulle Magnum. La prima, che c'è una frase molto bella che diceva che il formato perfetto per una bottiglia di champagne è la Magnum se lei non beve. La seconda invece che ti dico è che una volta sì, perché le tecniche di imbottigliamento erano diverse, quindi cosa vuol dire? Il vino ha due nemici principali, uno è la luce e l'altro è l'ossigeno, ok? In assenza di ossigeno c'è questa riduzione, in presenza di ossigeno questa ossidazione, quindi sono dei sentori che nel vino non ci possono piacere, a meno che non li ricerchiamo proprio all'inizio del processo. Quindi nel momento in cui una volta si imbottigliava a mano, quindi devi pensare che avevi un piccolo torchietto, mettevi il tappo, scendevi così a mano, è ovvio che in un volume da 1,5 litri rispetto a uno da 0,75 entra meno ossigeno, quindi si manteneva meglio, e quindi una volta sì ti posso dire questo. Oggi dico SNI, perché nel senso oggi si motiva anche con l'azoto, ci sono tantissime tecniche, è difficile che insomma... Senti, a proposito di tecniche, qua il tempo è tiranno, il nostro regista vorrebbe farci sciamolare adesso. Allora, ancora qualche considerazione. Intanto, come si aprono le bottiglie di vino? Soprattutto, magari anche le bollicine, perché qua ci sono delle tecniche, dobbiamo spiegarle in maniera semplice. Allora, come si aprono? Beh, con le mani, sicuramente. Con il cuore, Con il cuore. Sulle bollicine, mi raccomando, niente puzzette, scorreggine, pum, no, piano piano, delicati, come con le donne. La bottiglia di vino è donna, quindi punto. chi sciabola, bam, la botta secca, scusa. No, chi sciabola, secondo me, posso dirlo senza cattiveria, sono caffonate. Avete capito? Allora, Tobia ha ragione, Tobia ha ragione. E soprattutto non si mettono, quando le finite, non girate le bottiglie nei cestelli. Cosa bruttissima. Andate a leggervi la storia del perché si giravano le bottiglie. Ecco. Vi dico solo cose, bordelli, quelle cose qua. Erano per capire determinate situazioni. Avete capito? Leggete, studiate. E insomma, sulla bolla abbiamo detto no. Botte, insomma. No, botte, piano. Sulle bottiglie di vino, lo stesso, piano piano, gli tagliate la capsula, entrate col vostro verme, col vostro cavatappi, tic tic tic, hanno usato i tappi e ricordatevi perché? Che i tappi... Digli perché, dillo, spiegaglielo. Hanno usato i tappi perché se il tappo è in sughero potrebbe succedere, nonostante oggi ci siano i tappi che siano senza sentore di tappo, si dice non è vero, sono certificati al 99%, ovvero ci sono delle persone che le annusano uno a uno e ti dicono su questo qua il 99% non può sapere di tappo, però può succedere, quindi una deviazione di questo fungo. Perché i tappi costano quelli buoni, se costano. Oggi ci sono anche dei tappi tecnici, ci sono dei tappi in agglomerato, quindi quando vedete che non è sughero non annusate perché non può succedere niente, insomma. Poi io sono un grandissimo cultore del tappo Diamo, del tappo a vite, quindi quello che girate bello, così, che bello. sì, che magari vi va a togliere la poesia del mondo del vino, però siete sicuri che non ne succeda niente. Grandissimi vini vengono fatti col tappavite, quindi non prendete paura, anche se il sughero continua ad avere il suo fascino. Ultima cosa, so che qua ci vorrebbero altre puntate per raccontare questa cosa, però come dopo si annusa un vino, come lo si apprezza anche? Allora, come lo si apprezza? Qua ritorno alla prima cosa che ti ho detto. Lo si apprezza studiando, aprendo il portafoglio, fatelo, non abbiate paura, nel senso che piuttosto che bervi, lo dico con la mano sul cuore, 20 caffè al giorno, bevetene 2, risparmiate gli altri 18 e pian piano scoprite nuovi territori, uscite anche dal Friuli, fatevi tutto il Friuli, dovete conoscerlo tutto. Io nel 2019 ho girato 133 cantine in Friuli prima di aprire il Pignolo, per selezionare i vini, per decidere quello che mi piaceva. In Friuli poi abbiamo diverse zone. Mamma mia, il Friuli è una regione
pazzesca e fa quello che viene fatto in zona Lison rispetto al Coglio, rispetto alle Grave, rispetto al Carso, cambia completamente il terroir, quello, il terreno che c'è sotto, l'esoscheletro insomma del nostro terreno fa cambiare i vini completamente, però studiate, assaggiate, fatevi la vostra cultura, decidete quello che vi piace o che non vi piace, da lì in poi partite. E adesso intanto mi fai la lirighetta per il Poma, perché qua il tempo purtroppo è molto tiranno, e intanto che mi fai la lirighetta tu devi invitare loro a iscriversi al canale per seguire tutte le puntate. Vabbè, ci mancherebbe altro, dovete iscrivervi al canale, potete sentirvelo anche in macchina e in radio su Spotify, ragazzi. Sempre in onda, ci mancherebbe altro, Vai Ale, continui. Ma a te piace canticchiare quando sei a lavoro? Sì. Cosa ti piace canticchiare? No, io sono un nostalgico, io sono per i Backstreet Boys. Allora, io sono rap anni 90 italiano. Tu sei raps, io sono raps. Cantami qualcosa. No, ma io sono veramente stonato, Ale, però potrei dedicarti vai se tu andassi sono con You Are My Fire, The One Desire. Vai. Believe when I say that I want it that way. Tell me why. Dale, ricordati. Che spettacolo. Ricordiamoci di andarlo a trovare, perché insomma non ha soltanto le polpette buone. Dove dobbiamo irti a trovare? Allora, potete venire a trovare in via Cesare Battisti 21 da Raps Udine, in via Nazionale 8 a Raps Butro, sul nostro sito che è raps.wine, e da aprile c'è una bomba che dobbiamo, non si deve sciabolare, ma si deve aprire piano piano. Allora, ad Ale, ricordati che ci sono 3 passioni addirittura nella vita, 3 passioni, vediamo, 3 passioni quali sono? Bene, vino, Lego, e scusa, la terza? Fai tu. Ah, hai capito? E la terza fai tu, guardiamola, grazie al regista, il nostro Super Romano Urbani. Tatuaggi. Senti Ale, grazie mille, sei stato gentilissimo e ci vediamo presto. Perché più belli sarà impossibile. E poi si sa che quando il vino invecchia è sempre più buono, Sempre in onda. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sempre in onda ti dà appuntamento al prossimo episodio.